che si sono distinti nel mondo della scuola e nel mondo dello sport. Comprese quelle odierne, saranno in totale ben 94 le borse di studio fino ad ora assegnate, e questo è per noi un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione. Numerosi sono i concorrenti che hanno presentato domanda per questa borsa di studio in questa 26esima edizione. Sono arrivate ben 31 domande e numerosi sono gli sport praticati: nuoto artistico, atletica leggera, calcio, pattinaggio artistico, tiro con l'arco, pallacanestro, team gym, kickboxing, karate kumite, pallavolo, ginnastica artistica, tiro a volo, triathlon, ciclismo. E sono liceo scientifico Primo Levi, liceo statale Angela Veronese e istituto tecnico Einaudi Scarpa di Montebelluna e il liceo scientifico Newton Pertini di Campo San Piero, le scuole rappresentate da questi concorrenti. Prima di chiamare quelli che sono stati designati come vincitori, desideriamo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e fatto domanda e augurare a loro il migliore percorso per la loro vita nel mondo della scuola, nello sport e nella loro vita futura. Vi presentiamo ora in ordine alfabetico, dal momento che, ricordiamo, non sono previste classifiche, quelli che sono i vincitori di questa 26esima edizione. Maddalena Pascut è accompagnata in rappresentanza della società sportiva Unione Ciclistica Giorgione di Castelfranco dal presidente Enrico Bonsembiante e dall'allenatrice Gloria Guadagnini, e per la scuola, per il liceo statale veronese, la professoressa Cristina Musumeci e la professoressa Carla Crosato. Chiara Pavan, accompagnata in rappresentanza della società sportiva Team Treviso dall'allenatore Davide Colusso, e in rappresentanza della scuola, il liceo scientifico Primo Levi, la professoressa Katia Ballestrini. Daisy Pontin, in rappresentanza della società sportiva Montebelluna Nuoto, è accompagnata dal consigliere Martina Zanchetta, e in rappresentanza della scuola sono sempre la professoressa Cristina Musumeci e Carla Crosato per il liceo Angela Veronese. Maddalena Pascut. Maddalena Pascut è nata il 19 luglio del 2009 a Montebelluna e risiede a Monfumo. Nell'anno scolastico 2024-2025 ha frequentato con ottimi risultati la classe seconda del liceo linguistico statale Angela Veronese di Montebelluna. Pratica il ciclismo su strada e su pista con l'Unione Ciclistica Giorgione di Castelfranco Veneto. Nella stagione sportiva 2024-2025 ha ottenuto numerose brillanti affermazioni. Su pista, campionessa regionale Omnium, campionessa regionale inseguimento, campionessa regionale inseguimento a squadre, campionessa regionale velocità a squadre e medaglia di bronzo nel campionato italiano Omnium. Su strada, nel campionato italiano a cronometro individuale, categoria allieve, ha ottenuto una medaglia d'argento. Si è poi classificata al quinto posto nel campionato italiano crono squadre e al sesto nel campionato italiano assoluto. Si è inoltre inserita al quarto posto nella classifica assoluta nazionale donne allieve. Maddalena Pascut.
Chiara Pavan. È nata a Montebelluna il 3 maggio del 2007 e risiede a Falzè Trevignano. Nell'anno scolastico 2024-2025 ha frequentato con ottimi risultati la classe quarta del Liceo Scientifico Primo Levi di Montebelluna. Pratica l'atletica leggera nelle specialità salto in alto e salto in lungo con l'associazione sportiva dilettantistica Team Treviso. Nel corso della stagione sportiva 2024-2025 ha messo a segno ottimi risultati. È campionessa regionale Under 20 nel salto in alto, medaglia di bronzo ai campionati regionali Under 20 nel salto in lungo, medaglia d'argento nel salto in alto ai campionati italiani juniores Under 20 di Grosseto, quarto posto, sempre nel salto in alto, ai campionati italiani Under 20 indoor di Ancona. Chiara Pavan. Daisy Pontin. È nata a Montebelluna il 24 settembre 2009 e risiede a Volpago del Montello. Nell'anno scolastico 2024-2025 ha frequentato con ottimi risultati la classe seconda del Liceo delle Scienze Umane Angela Veronese di Montebelluna. Pratica il nuoto artistico con l'associazione sportiva dilettantistica Montebelluna Nuoto. Numerosi e brillanti sono i risultati ottenuti nella stagione sportiva 2024-2025. Medaglia d'argento nell'esercizio di squadra nel campionato italiano invernale juniores. Quarto posto, sempre nell'esercizio di squadra, nel campionato italiano invernale assoluto. Nel campionato italiano primaverile juniores conquista una medaglia d'oro nell'acrobatic routine e 2 medaglie di bronzo, una nel doppio misto e una nell'esercizio di squadra. Nel campionato italiano assoluto estivo è ancora oro nell'acrobatic routine, bronzo nel doppio misto e quinto posto nell'esercizio di squadra. Daisy Pontin. E con questo applauso salutiamo il momento in cui vengono consegnate ai vincitori le borse di studio da parte di Maria Giulia e Rodolfo. Complimenti ancora a tutti voi. Si conclude così questo momento particolare di questa 26esima manifestazione e a questo punto il microfono. Un attimo, sì.
Un consueto momento è anche rappresentato dalla consegna di un omaggio floreale a Maria Giulia Pillonetto da parte dello staff. E, sì, sì. E chiediamo anche alle 3 vincitrici di ritornare sul podio per fare la foto con l'assessore allo sport del comune di Montebelluna, Andrea Marin. Ecco, ecco, ecco qui. Rodolfo, anche Rodolfo è desiderato qui vicino a Maria Giulia. È il bello della diretta. Ecco, come ogni anno, un gentile pensiero da parte di tutto lo staff tecnico per Maria Giulia e Rodolfo. Spazio ora per la foto ricordo di tutto il gruppo ufficiali gara e a questo punto io vi saluto e passo il microfono a Edoardo.
In corsia numero 2 Caterina Maggiolo, Montebelluna, nuoto. In corsia 3 Elena Savian, Ginnasium Pordenone. Corsia 4 parte Gemma Sfoggia, Montebelluna, nuoto. Corsia 5 Benedetta Frulio, Idros. Corsia 6 Noemi Conte, Idros. Alla 7 Matilde Guizzo, Montebelluna, nuoto. E in corsia 8 Nicoletta Del Prete, Fanum Fortune, nuoto. Ci siamo partiti ufficialmente anche con le gare, con questi 400 stile libero femminili, il primato del Memorial del 2008 di Roberta Ioppi, 4, 7 e 26. Gemma Sfoggia alla 4, tenuto il miglior tempo in batteria, 4:22,55 per Montebelluna, su Benedetta Frulio dell'Idros, 4:22 e 95. Erano nella stessa batteria, si ritrovano fianco a fianco nella finale di questo pomeriggio. Gemma apre in vantaggio 30 e 15 su Elena Savian, 30 e 19. Ricordo il primo blocco è molto breve con 2 finali soltanto. Al termine di quella maschile dei 4 stile ci saranno subito quelle 2 premiazioni. Ed eccoci ai 100, quindi primo quarto di gara. Gemma Sfoggia conduce 1:2,54. Elena Savian vicinissima, solo 13 centesimi di distanza, 1:2,67 il suo passaggio. Cambia la situazione quando si raggiungono i 200 metri, perché Elena Savian a prendere il comando per Ginnasium Pordenone, a far valere anche quell'anno in più di esperienza rispetto a Gemma, classe 2009, l'atleta del Friuli, rispetto a 2010, l'anno di nascita della portacolori del team di casa. 2,6,53 per Elena su Gemma che passa a 2,7,74. Abbiamo ricordato anche in batteria, doppia medaglia ai criteri di Riccione per Elena Savian, seconda in questa prova dei 400 stile libero, terza e bronzo nella distanza dei 200. Season best quest'anno a novembre, 4, 15 e 18. Vediamo se riuscirà a migliorarsi in questa occasione. Il quinto tratto si conclude, 32,5 Elena Savian, 32,7 Gemma Sfoggia. Dietro Noemi Conte ad occupare la terza posizione, seguita da Benedetta Frulio in quarta. Lotta interna all'Idros di Oderzo per una possibile medaglia di bronzo. Noemi Conte, ma noi torniamo là davanti perché un altro tratto di 50 metri si conclude, 300 metri ora. Savian 32,8, Sfoggia 33,1,
Noemi Conte e Benedetta Fruglio, divise soltanto da 8 centesimi. Vola via Elena Savianna ai 350, vantaggio enorme per lei a ipotecare con largo anticipo questa prima vittoria, questa prima medaglia d'oro in palio del lunedì 5 gennaio. Dietro si fa interessante il discorso medaglie con Gemma Scoccia e appunto Fruglio e Conte continuano a sorpassarsi tra di loro, vediamo chi ne avrà di più per agguantare il podio. Intanto Elena Savian dritta verso l'obiettivo e la meta, si aggiudica questa prova col tempo di 4:16 e 83. Gemma Scoccia 4:19,08. Noemi Conte vince la lotta per il bronzo, terza a 4:20 e 56. Confermati ufficiali i risultati di questa finale, ragazze mi raccomando, Elena, Gemma, Noemi vicine al podio perché al termine della prossima andremo già a consegnare le medaglie. Chiamiamo quindi i finalisti maschili dei 400 stile libero. In corsia 1 parte Pietro Mantese, Ranazzurra Conegliano. Corsia numero 2 Gabriele Marzon, San Vito Nuoto. Alla 3 Edoardo Dall'Acqua, Idros. Corsia numero 4 Ivan Sartor, Montebelluna Nuoto. Corsia 5 per Alessio Sartoretto, Idros. Corsia numero 6 Samuele Ostanello, Leo Sport. Corsia 7 Diego Molinari, Tissauro. Corsia numero 8 Alex Bergamo, Ginnasium. Partiva allora questa finale maschile, 400 stile libero, il record di Federico Colbertaldo, 3:41,05. Ivan Sartor, Montebelluna Nuoto in corsia 4, tenuto il miglior tempo questa mattina, 4:4,62. Primissimi riferimenti, primissime indicazioni dopo le prime due vasche, Samuele Ostanello 26,58, 4 centesimi in Sartor 26,62. Unici due atleti ad aprire sotto 27 secondi con il primo tratto, vediamo come cambia, se cambia la situazione alla quarta virata, 100 metri. Coppia di testa e coppia di seguire, Sartor Ostanello, distinti da 4 centesimi, dietro Sartoretto e Dall'Acqua divisi da 13 centesimi. Nuovo rilevamento e sesto cambio di direzione, Ivan Sartor 29,6, Samuele Ostanello 29,6, Alessio Sartoretto 29,4, Edoardo Dall'Acqua 30,0. Dalla coppia che era in precedenza si forma il terzetto perché va a ricucire Alessio Sartoretto, sono i tre atleti sulla stessa linea in 200 metri, sempre Ivan Sartor a tirare il gruppo.
combattuta rispetto alla precedente al femminile. I giochi ancora sono aperti per tutti, sia per il titolo che per le medaglie. Arriva anche Edoardo Dall'Acqua che non molla il gruppo di testa. È bella, bella, si arriva veramente sul filo in volata. Vediamo se qualcuno apre caccia da ora o se la giocano proprio all'ultimo. Un quartetto di atleti ai 3,50. In 38 centesimi racchiusi i primi 4. Sale il tifo ovviamente delle rispettive squadre per i propri ragazzi coinvolti. Ultima virata e ultimo cambio di direzione. Appaiati, Santoretto, Santor, Ostanello, Dall'Acqua per aggiudicarsi il titolo dei 400 sia libero maschili ed è il corsia 4. Ivan Santor 3,52,92 per lui. Edoardo Dall'Acqua in seconda posizione 3,52,99. Samuele Ostanello 3,53,42. Alessio Sartoretto per 6 centesimi in quarto 3,53,48. Confermati e ufficiali i risultati di questa finale. Ivan Sartor, chiusura ultimo 50, 27,69. Bene ragazzi, vi chiedo l'ultimo sforzo di rimanere vicini al podio, perché adesso ci fermiamo giusto per effettuare queste due premiazioni, andare a consegnare le medaglie dei 400 stile libero, femminili prima e poi maschili di questa bella finale appena conclusa, e ritroviamo nuovamente in piano vasca Andrea Marin, assessore allo sport del comune di Montebelluna, che effettuerà queste premiazioni. Allora, mentre i ragazzi si preparano per la loro premiazione, dovrebbero già essere pronte le ragazze, quindi chiamiamo questa premiazione dei 400 stile libero femminili. Al terzo posto, vincitrice la medaglia di bronzo per Idros Oderzo, Noemi Conte. Noemi Conte in terza posizione, vediamo se ci raggiunge, mi dicono che sta arrivando qua in zona podio. Intanto secondo posto, medaglia d'argento per Montebelluna nuoto, Gemma Sfoggia. E al primo posto, medaglia d'oro vincitrice per Gymnasium Pordenone col tempo di 4,16,83, Elena Savian. Cerimonia di premiazione dei 400 stile libero maschili. Al terzo posto, medaglia di bronzo per Leosport, Samuele Ostanello. Secondo posto per Idros, Edoardo Dall'Acqua. E al primo posto, medaglia d'oro per Montebelluna nuoto col tempo di 3,52,92, Ivan Sartor.
questo il podio del 400 sia libero maschili. Grazie davvero ragazzi per la vostra disponibilità immediata al podio nonostante sia appena terminata la gara. Ringraziamo anche Andrea Marin, assessore allo sport del comune di Montebelluna. Quindi possiamo riallestire il piano vasca, entrare nel prossimo blocco che comprende in fila 7 finali. La prima di queste è quella dei 100 farfalla ragazze. Corsia 1 parte Anita Bernardi, team Veneto. Corsia numero 2 Giorgia Maniscalco, Idros. Alla 3 Gioia Martini, Idros. Corsia 4 Anita Sfoggia, Montebelluna Nuoto. Corsia 5 Nezza Ren, Camnic. Numero 6 Alice Paduani, Adria Monfalcone. Alla 7 Gaia Favretto, Montebelluna Nuoto. Corsia numero 8 Vittoria Sartori, Montebelluna Nuoto. Partiti allora col blocco 100 farfalla, in acqua la categoria ragazze, il record è di Angelica Cappelletto 2018, 1, 2 e 87. Anita Sfoggia, Montebelluna Nuoto al centro, con il miglior qualifying time, una 5.44 in batteria, affiancata dall'atleta slovena, portacolore di Camnic, Nezza Ren alla 5. Si forma questa coppia di testa, 29 centesimi dividono Anita Sfoggia, 29,75 da Nezza Ren, 30,04. Quindi Alice Paduani a 31,62 occupa la terza posizione virtuale parziale. Quindi vediamo quest'ultima virata, Sfoggia a conservare un leggero vantaggio rispetto all'avversaria in corsia 5, si dirigono entrambe qua giù verso la testata principale, quindi ancora Montebelluna Nuoto protagonista, questa volta con Anita Sfoggia alla vittoria, 1, 4 e 25. Nezza Ren una 5,93, quindi Alice Paduani terza, 1,07 e 87. Confermati ufficiali già i risultati di questa finale, quindi chiamiamo la prossima 100 farfalla ragazzi maschi 2012. Corsia numero 1 Gabriele Fimiani, Aquapolis. Alla 2 Georgie Radvan Semeniuc, San Vito Nuoto. Corsia numero 3 Dennis Curararu, Centronuoto Cittadella. Corsia 4 Gabriele Cappello, Idros. Corsia numero 5 Demetrio Apolloni, Cittàsport Vicenza. Alla 6 Giovanni Masiero, Ravenantes Venezia. Corsia numero 7 Francesco Zonno, Rana Azzurra. Alla 8 Nicola Romanib, Onna Blu. Turno quindi degli atleti al loro primo anno di categoria ragazzi che coincide con il 2012 in questa stagione sportiva. Gabriele Cappello dell'Idros in corsia numero 4, il migliore in questa mattina.
corsia con il numero 4 e con il numero 5 che assegnano il titolo, in questo caso più veloce, troppo più veloce, nella seconda parte di gara per Gabriele Campello, Idros che vola via e vince a 1.01 e 12 su Demetrio Apolloni, 1.2.70. Denis Curararo mantiene la terza posizione con tempo di 1.03 e 25. Sono confermati i risultati anche di questa finale, quindi c'è già l'ufficialità, liberate pure la vasca e noi chiamiamo i prossimi 100 farfalla 2K10, 2K11. In corsia 1 Simone Canchisinci, noto di nuoto 74. Corsia numero 2 Alex Suru Idros. Alla 3 David Dallarana, Montebelluna. Alla 4 Mattia Colla, Onda Blu. Corsia 5 Edoardo Balzano, Città Sport Vicenza. Corsia numero 6 Nicola Sabadin, Montebelluna Nuoto. Corsia 7 Maximos Basileios Serpezis, Spotler Merat. Alla 8 Angelo Foltran, Rana Azzurra. Finale quest'altra finale maschile 2010-11, il primato di Mattia Zuin 55-93. Miglior tempo questa mattina Mattia Colla, Onda Blu 2011, quindi secondo anno ragazzi, dovrà difendersi ovviamente dagli attacchi delle corsie adiacenti che arrivano, come giusto normale che sia. Balzano davanti per un centesimo, 27-21 proprio su Mattia Colla, quindi Davide Dallarana sono tutti lì in undecimo. Vediamo quindi al termine della terza vasca, al tocco della parete, i 75 metri, non cambia la situazione, sempre tre atleti molto vicini tra di loro. Edoardo Balzano, Mattia Colla, David Dallarana che risale tantissimo in questa seconda parte. David Dallarana, corsia 3, 57-97 per il titolo, seguito dalla corsia 2 Alex Suruk 58-40. Edoardo Balzano scende in terza posizione con 58-57, tempi già confermati e ufficiali. Proseguiamo con la nuova categoria junior femmine 100 farfalla. Corsia numero 1 Marta Bennati, Futura Club Prato. Alla 2 Margherita Bustardo, Acquapolis Bassano. Corsia numero 3 Linda Vendramini, Idros. Alla 4 Martina Davici, Montebelluna Nuoto. Alla 5 Vittoria Gestri, Futura Club Prato. Alla 6 Greta Serafin, Arcatin. Corsia numero 7 Federica Bizzotto, Cinta Sport Vicenza. Corsia 8 Eva Battaglia, Montebelluna Nuoto. Partita allora questa
Vittoria Gestri con un doppio 30, Linda Vendramini 30 e 37. Terzo tratto, quindi che riporta l'atleta di line, testata di virata ancora con Martina Andarici, attenzione alla 3, Linda Vendramini si rifà sotto, si avvicina per l'Igros, sale forse in seconda posizione, Vittoria Gestri sempre in corsia numero 5, deve resistere Martina Andarici in queste ultime bracciate che rimangono al tocco della piastra vincente, 1-4-79. Linda Vendramini per 3 centesimi seconda, 1-5-19 su Vittoria Gestri, 1-5-22, conferma che già arriva a tempo di classifica ufficiale. Liberate pure la vasca ragazze, noi chiamiamo i 100 farfalla juniores maschi. Corsia numero 1, Pietro Baggio, Aquapolis. Alla 2 Leonardo Botteon, noto di nuoto 74. Corsia numero 3, Marco Ommiccioli, Fanon Fortune. Alla 4 Marco Ceschin, noto di nuoto 74. Corsia numero 5, Damiano Cappellazzo, Idros. Alla 6 Cesare Venturini, Bissauro Nuoto Team. Corsia numero 7, Ivan Sertor, Montebelluna Nuoto. Corsia 8 Mattias Dicca, Onda Blu. Manca la finale junior maschi, il record del 2012, Martino Lucatello 53-25. Marco Ceschin per il notto di corsia 4, miglior tempo in batteria, sul fianco Cappellazzo, Miccioli alla 5 alla 3, in 7 si rituffa in acqua, il vincitore priva dei 4 stili Ivan Sartor, tutt'altra storia però il 100 Farfalla, Damiano Cappellazzo con 26,59 in vantaggio su Ceschin con 26,67, seconda posizione, 75 metri e quindi occhi puntati ancora una volta, corsie 4 e 5, doppia C, Cappellazzo Ceschin, vediamo chi sarà il più veloce, se l'Idro Soldottoli, ancora Cappellazzo in vantaggio, ultima bracciata, lungo finale, vittoria 56-32, Damiano Cappellazzo, Marco Ceschin 56-73, Marco Omiccioli per la terza posizione 58-39, tutto già ufficializzato e confermato. Andiamo avanti con la prossima prova e la finale 100 farfalla a salute termine. Corsia numero 1, Giulia Magrin, Città Sport Vicenza. In 2 Alissa Ongaro, Rana Azzurra. Alla 3 Giulia Anzanello, Rana Azzurra. Corsia 4 Martina Pizzotto, Città Sport Vicenza. Corsia numero 5, Alice Groppo, Montebelluna Nuoto. Corsia 6 Letizia Facca, Cittàsio, Pordenone. Alla 7 Chiara Zannibellato, Idros. Corsia 8 Irene Mestroni, Cittàsio, Pordenone.
fianco a questa finale il record assoluto della piscina lontano 2009 di Cristina Mancagnola, 59,72. Martina Bizzotto, Città Sport Vicenza, 1,281 in batteria, Alice Gruppo Montebelluno Nuoto, 1,393, tutt'altra storia, la finale del pomeriggio con Alice Gruppo che apre cassa fin da subito, 28,45 per lei di passaggio, Martina Bizzotto 29,48, Letizia Facca anche sotto i 30 secondi. Per il team di casa già vittorie arrivate nella giornata di ieri, vuole replicare anche in questo lunedì 5 gennaio Alice Groppo nella distanza dei 100 metri, lanciatissima verso la piastra elettronica d'arrivo, vittoria netta e per distacco Alice Groppo Montebelluna Nuoto con 60 e 67. Quindi un decimo di distanza tra la seconda Martina Bizzotto 1,286 e la terza Letizia Facca 1,296. Tempi e classifiche confermate. Solito avviso, solito ricordo che dopo la prossima gara andremo a consegnare le medaglie della farfalla. Chiamiamo quindi l'ultima finale del blocco 100 farfalla assoluti maschi. In corsia 1 Diego Molinari di Sauro Mototeam. Corsia numero 2 Davide Massut, Rana Azzurra. Alla 3 Federico Tormela, Noto di Nuoto 74. Corsia numero 4 Ettore Nanetti, Ferrara Nuoto. Alla 5 Davide Dalpan, Onda Blu. Alla 6 Gianpietro Sottana, Montebelluna Nuoto. Corsia 7 Lorenzo Castellazzi, Fanum Fortune Nuoto. Alla 8 Daniel Mantellato, San Vito Nuoto. Partita la finale assoluta, record del 2024 di Cristian Ferraro, 51,78. Ettore Nanetti, Ferrara Nuoto al centro della vasca in corsia 4, 54,79 in batteria. Lui in vantaggio a metà gara al giro di boa con 25,33. Federico Tormela 26,08, Davide Masut 26,39. Durata dei 75 metri in arrivo e ultima subacquea per Ettore Nanetti che riemerge con un grandissimo vantaggio, quindi dopo Alice Groppo al femminile, altra vittoria netta, questa volta Ettore Nanetti protagonista, 54-58 il suo tempo. Federico Tormela 55,80, Davide Masut 56,44, terza posizione e anche per questa finale tutto ufficiale e confermato. Bene, allora ci spostiamo alla zona podio con l'alternanza piscina, gare e consegna medaglie. Salutiamo, ringraziamo e buon pomeriggio al professor Lamberto Pillonetto, membro del comitato Chiara Giadi, ad effettuare queste premiazioni.
position silver medalist representing Kamnik Slovenia, Nezak. Prima classificata, medaglia d'oro vittoria per Montebelluna Nuoto, il suo tempo 1:4:25. Anita Sfoggia. Questo è il podio ragazze e femmine, prossima premiazione sono i 100 farfalla ragazzi maschi 2012. Al terzo posto medaglia di bronzo per Denis Kurararu, centro nuoto cittadella. Secondo posto medaglia d'argento per Demetrio Apolloni, Città Sport Vicenza. Primo posto, medaglia d'oro per Idros con 1:1:12. Gabriele Campello. Cerimonia di premiazione dei 100 farfalla ragazzi 2010-2011. Terzo posto, medaglia di bronzo, Edoardo Balzano, Città Sport Vicenza. Secondo posto, argento per l'Idros, Alex Suruk. Primo, medaglia d'oro, vittoria per Montebelluna Nuoto con 57-97. David Dalla Lana. Cerimonia di premiazione dei 100 farfalla junior femmine, terzo posto medaglia di bronzo, Vittoria Gestri, Futura Club Prato. Posizione numero 2, medaglia d'argento per lei, Linda Vendramini, Idros. E sul gradino centrale del podio, quello più alto col numero 1 per Montebelluna Nuoto al titolo junior 1:4:79. Martina Darici. Questo è il podio
argento per botte di nuoto 74, Marco Ceschin. E al primo posto, medaglia d'oro per Idros con 56,32. Damiano Cappellazzo. Cerimonia di premiazione dei 100 farfalla a salute femmina. Terzo posto e bronzo per Ginnasio Pordenone, Letizia Facca. Seconda classificata argento Martina Pizzotto, Città Sport Vicenza. E al primo posto medaglia d'oro per Montebelluna Nuoto con 60-67. Alice Groppo. Cerimonia di premiazione dei 100 farfalla assoluti maschi. Al terzo posto bronzo per Renazione Conegliano, Davide Masut. Secondo posto argento per dotto di nuoto 74, Federico Torminat. E primo medaglia d'oro per Fernanda Nuoto con tempo di 54-58. Ettore Nanetti. Questo quindi il podio della farfalla assoluti maschi. Iniziamo Diana Figarella, consigliere Montebelluna Nuoto. Ricordo che sono gli ultimi istanti ragazzi per il selfie contest. Prova il pinguino, fai un selfie con la nostra mascotte, taggaci con l'hashtag Memoria Chiara Giavi sulla pagina Instagram Montebelluna Nuoto, perché poi al termine del blocco della rana andremo a consegnare un premio al selfie più originale e divertente di questi 2 giorni di gara. Quindi possiamo proseguire con il blocco numero 3 di questo pomeriggio. In arrivo i 100 d'orso, ragazze! In corsia 1 Chiara Coiuti, Città Sport Vicenza. Corsia numero 2 Vittoria Danieli, Montebelluna Nuoto. Corsia 3
Corsia numero 4 Sofia Benetti, Citasport Vicenza. Alla 5 Angelica Zanin, noto di nuoto 74. Corsia numero 6 Margherita Gessaghi, DDS. Alla 7 Tina Clemen, Cammic. Corsia numero 8 Cecilia Andolfato, Montebelluna Nuoto. In acqua alla finale ragazze, il record del 2020 di Anna Porcari, 1:3 e 15. Sofia Benetti, Citasport Vicenza, 1:6,82 il miglior tempo di Gran Lunga nelle batterie, quindi si presenta come chiara favorita. Vediamo se lo dimostrerà sul campo in questa finale. Intanto si mette là davanti e con un bel margine che va a sfiorare i 7 decimi, 31,91 per Sofia su Angelica Zanin, 32,59 l'unica che prova a starle dietro, poi Clemen, Mazzucato e via via le altre atlete. 75 metri per la cuffia rossa in rappresentanza di Citasport Vicenza, con Sofia Benetti lanciatissima verso la testata principale d'arrivo. Non c'è storia per il titolo della categoria ragazze. Sofia Benetti si aggiudica la prova con il tempo di 1:6,47. Tina Clemen dalla corsia 7 seconda, 1:7,52, quindi Angelica Zanin 1:8,45 in terza posizione. Confermati ufficiali risultati di questa finale. Proseguiamo con i 100 d'orso, primo anno ragazzi maschi. In corsia 1 Filippo Tonon, Idros. Corsia numero 2 Pietro Basso, Antares. Corsia 3 per Sport Club Meran, oggi compleanno, sono 14, auguri a Kirilo Sliusarciuk. Corsia numero 4 Lorenzo Scalabrin, Adria Monfalcone. Corsia 5 per Davide Recine, Ranazzurra, Conegliano. Alla 6 Warren Buffa, Onda Blu. Corsia 7 Giona Pegorin, Centro Nuoto Cittadella. Corsia numero 8 Marco Zugno, Centro Nuoto Stra. In acqua allora questa finale 2012, in corsia 4 Lorenzo Scalabrin, Rarinantes Adria Monfalcone, 1:3,72 nelle batterie della mattina e si presenta come chiaro favorito in questo pomeriggio, quindi ai 50 metri è proprio lui in vantaggio. Vediamo il riferimento, è quello che ci dice il Ledwall, 30,49 per Scalabrin. Per Adria Monfalcone, Friuli Venezia Giulia, Davide Rescine, Ranazzurra Conegliano Veneto, Sliusarciuk per l'Alto Adige con 3 differenti regioni nelle prime 3 posizioni. 75 metri completati per Lorenzo Scalabrin, lanciatissimo quindi Recine, Sliusarciuk sempre in seconda e terza posizione. Vittoria e titolo qui a Montebelluna, Lorenzo Scalabrin, 1:3,07, migliora di altri 7 decimi circa rispetto alla mattina.
Davide Recine, grande miglioramento anche per lui, secondo a 1.4.32. Kirilo Slusarchuk festeggia il compleanno con questo terzo posto, 1.5.46. Tempi e classifiche ufficiali e confermati. Prossima gara è la finale dei 100 d'orso ragazzi 2010-2011. In corsia 1 Mattia Oteri, Gymnasium Pordenone. Corsia numero 2 Pietro Tecchio, Team Veneto. Alla 3 Jacopo Gardenal, Idros. Corsia numero 4 David Dallalana, Montebelluna Nuoto. Corsia 5 Ziga Kugler, Kamnik. Alla 6 Riccardo Laurenti, Ranazzurra. Corsia 7 per Vid Sumi Branilovic, Kamnik. Corsia numero 8 Oleg Margin, Idros. Quindi è il turno dei ragazzi 2010-2011, record di Andrea Zanin 2024 56-9-9. David Dallalasca questa volta per i 100 d'orso, 27 e 32 di passaggio su Jacopo Gardenal, 28,85. Ziga Kugler dietro in terza posizione. Seguiamo quindi queste ultime fatiche per David Dallalana, Montebelluna Nuoto in corsia numero 4. Vediamo il tempo, 56 e 30. Se confermato cade il record della manifestazione ragazzi. E sono confermati ufficiali i risultati di questa prova. Nuovo record dei 100 d'orso ragazzi maschi, David Dallalana 56 e 30. Con lui sul podio Jacopo Gardenal, secondo, e Ziga Kugler in terza posizione. Primo record quindi di giornata con le nostre mascotte, i pinguini protagonisti in piano vasca e non solo, ma è tempo di proseguire e salire alla categoria junior femmine con la loro finale dei 100 d'orso. Corsia numero 1 Margherita Marin, Onda Blu. Alla 2 Matilde Alice Brugnoli, Idros. Alla 3 Greta Pugliacchi, Arca Team. Corsia 4 Siria Sommavilla, Nottoli Nuoto 74. Alla 5 Ginevra Zambon, Idros. Corsia 6 Sofì Gottardo, Montebelluna Nuoto. Corsia numero 7 Alessia Castellan, Rarinantes. Alla 8 Anna Maria Bostan, Arca Team.
In acqua con le junior il primato del Memorial di Giada Gorlier 1-1-08 dell'edizione 2020. Siria Sommavilla in corsia 4, Nottoli 1-6-81 in batteria, Ginevra Zambon 1-6-96. Vediamo se saranno loro a battagliare, se ci saranno eventuali inserimenti dalle corsie laterali. Intanto Siria Sommavilla per il Nottoli si presenta in vantaggio alla metà, alla distanza dei 50, 31 e 49, dietro Pugliatti, Gottardo, Zambon, Brugnoli e così via fino all'ottava posizione di Margherita Marin. Vediamo ai 75 metri all'ultima virata come cambia la situazione. Movimento in corsia numero 6 e attenzione a Sofì Gottardo che ha accelerato e non di poco nel terzo tratto per Montebelluna Nuoto. Qua giù in corsia numero 6 Sofì Gottardo alla vittoria con 1.05 e 1.508 per Sofì Gottardo, Ginevra Zambon 1.575, poi 3 centesimi per il podio Greta Pugliatti 1.612 su Matilde Brugnoli 1.615. Confermati ufficiali i risultati anche di questa prova. Quindi è il turno dei 100 d'orso junior maschi. Corsia numero 1, Francesco Stella, Nottoli Nuoto. Alla 2 Tommaso De Vettori, Idros. Alla 3 Andrea Zanin, Nottoli Nuoto. Corsia 4 Giacomo Aureli, Vissauro. Corsia numero 5, Lorenzo Bertolo, Arca Team. Corsia 6 Edoardo Dall'Acqua, Idros. Corsia numero 7, Jacopo Marin. Onda Blu. E alla 8 Mattia Angius, Fanum Fortune Nuoto. In acqua gli junior maschi, il record del 2018 di Marco Deano 5-5-5-5. Giacomo Aureli, Vissauro Nuoto Team in corsia numero 4 in miglior tempo 58-14, a spingere molto più degli altri la subacquea numero 2, ma in vantaggio c'è Andrea Zanin che dopo lo stile libero ritroviamo anche nel dorso, 27,60 per lui su Aureli e Bertolo in seconda e terza posizione. Prossima virata sono i 75 metri con Andrea Zanin che già detiene il primato, o meglio deteneva fino a poco fa il primato, ragazzi, poi battuto da Dalla Lana. Vediamo a quanto chiude questa sua finale della categoria junior, 56,04, solo mezzo secondo dal record che rimane però a Marco Deano. Bella vittoria per Zanin su Giacomo Aureli, 57,48, Lorenzo Bertolo 57,94, terzo, tutto già ufficializzato. Quindi si prosegue con il programma, in arrivo i 100 d'orso a salute femmine.
In corsia 1 Aurora Riva Idros. Corsia numero 2 Letizia Pacca Gymnasium. Corsia 3 per Carolina Cermelli Fanum Fortune Nuoto. Corsia numero 4 Margherita Serafin Nottoli Nuoto. Alla 5 Sara Dal Fabbro Arcateam. Corsia numero 6 Alice Groppo Montebelluna Nuoto. Corsia 7 Emma Merotto Montebelluna Nuoto. Corsia numero 8 Denise Kienzl Sport Club Mera. In acqua con questa finale a salute femmine il record di Margherita Panziera 59-58. Margherita Serafin del Nottoli in corsia centrale numero 4, 1.5.10, specialista del dorso veloce con 3 medaglie giovanili vinte nella passata stagione. Ieri ha fatto la differenza anche di staffetta per portare il suo Nottoli al titolo. Passaggio con 29-22 su Alice Groppo 30-63, Sara Dal Fabbro 30-87 in terza posizione. Troppo più forte rispetto alle altre Margherita Serafin, caccia di un bel tempo e di una bella prestazione nonostante il periodo di carico e di preparazione in vista degli appuntamenti più importanti nella primavera, marzo-aprile. Si impone qui nettamente nella vasca di Montebelluna Margherita Serafin con 1-1-36. Alice Groppo con 1-3-0-6, Sara Dal Fabbro terza 1-4-14. Confermati ufficiali i risultati di questa finale, quindi rinnovo l'invito a tutti i premiati del dorso a iniziare a avvicinarsi al podio perché manca solo questa finale al termine del blocco. 100 dorso assoluti maschi. Corsia numero 1 Davide Dalpan Onda Blu. Alla 2 Federico Tormena Nottoli Nuoto 74. Corsia numero 3 Giorgio Bagnato Città Sport Vicenza. Alla 4 Elia Rigolon Città Sport Vicenza. Corsia numero 5 Cristian Masut Rana Azzurra. Corsia 6 Patrick Battistella Gymnasium Pordenone. Corsia numero 7 Matteo Foresto Idros. Alla 8 Filippo Allegretto Idros. In acqua la finale dei 100 dorso assoluti maschi, il record del Memorial di Robert Bogar 53-64 risale al 2016. Elia Rigolon Città Sport Vicenza ha nuotato 58-10 questa mattina in batteria, affiancato da Cristian Masut per Rana Azzurra, anche Federico Tormena, e attenzione a lui in corsia numero 2, Rigolon, Tormena e Masut. Questo l'ordine ai primi 50 metri, solo 48 centesimi a racchiudere questi tre atleti. Vediamo quindi ai 75 metri, forse Tormena lassù in corsia numero 2 ha preso il comando delle operazioni. Elia Rigolon che vuole rispondere, ma è secondo Rigolon, il titolo a Federico Tormena.
56,49, Elia Rigolon 57,15, Christian Masut 58,43 in terza posizione. Sono ufficiali i risultati anche di questa finale. Quindi liberate pure la vasca perché è tempo di andare in zona podio, quindi pausa dalle gare e rinfresco per chi vuole, in attesa poi del gran finale con i 200 rana e i 100 stile libero, che per andare a completare e chiudere il programma di questo pomeriggio. Quindi diamo il buon pomeriggio ad Angelo Ceron, membro comitato Chiara Giavi, per la consegna di medaglie e premi per queste prime premiazioni del dorso. Quindi ci raggiunge in piano vasca. Ringraziamo il professor Angelo Ceron che consegna le medaglie. Partiamo con la cerimonia di premiazione 100 dorso ragazze e femmine. Terzo posto, medaglia di bronzo per Notta di Nuoto 74, Angelica Zarin. Al secondo posto medaglia d'argento Tina Clemen, Kamnik. E al primo posto medaglia d'oro per Città Sport Vicenza col tempo di 1:6:47. Sofia Benetti. Cerimonia di premiazione dei 100 dorso ragazzi maschi 2012. Terzo posto, bronzo per Sport Club Meran, Kirilo Sliusarchuk. Secondo posto è medaglia d'argento per Rana Azzurra Conegliano, Davide Recine. Primo e medaglia d'oro, Rarinante Sadra Monfalcone e il suo team, 1:3:07 il suo tempo. Lorenzo Scalabrin. Cerimonia di premiazione 100 dorso ragazzi secondo e terzo anno. Terzo posto, medaglia di bronzo Ziga Kugler, Kamnik. Secondo posto argento per Idros Jacopo Cardenal. E primo posto, medaglia d'oro per Montebelluna Nuoto con il nuovo record categoria ragazzi 56,30. David Dalla Rana. Cerimonia di premiazione 100 dorso junior femmine.
Terzo posto e bronzo Greta Pugliatti, Arca Team. Seconda classificata medaglia d'argento per Ginevra Zambon, Idros. E primo posto, medaglia d'oro per Montebelluna Nuoto a 1,5 e 8 centesimi. Sofì Gottardo. Ringraziamo il professor Angelo Ceron, membro del comitato Chiara Giavi. Prossime premiazioni saranno effettuate da Davide Quaggiotto, consigliere comunale di Montebelluna. Cerimonia di premiazione dei 100 d'orso junior maschi. Terzo posto, medaglia di bronzo, Lorenzo Bertolo, Arca Team. Seconda posizione, medaglia d'argento, Giacomo Aureli, Vis Sauro Nuoto Team. E al primo posto, medaglia d'oro per Notto di Nuoto 74 con 56,04. Andrea Zanin. Cerimonia di premiazione dei 100 d'orso a salute. Terza e bronzo per Arca Team, Sara Dal Fabbro. Seconda classificata e medaglia d'argento, Alice Groppo, Montebelluna Nuoto. E prima medaglia d'oro per Notto di Nuoto con 1,1 e 36. Margherita Serafin. E concludiamo questo blocco con la premiazione dei 100 d'orso assoluti maschi. Al terzo posto e medaglia di bronzo Cristian Masut, Rana Azzurra, Conegliano. Secondo argento per Città Sport Vicenza, Elia Rigolon. Primo classificato, medaglia d'oro e titolo assoluto maschi per Notto di Nuoto 74 a 56,49. Federico Tormena. E con questa premiazione si conclude il blocco 100 d'orso. Ringrazio nuovamente Davide Quaggiotto, consigliere del comune di Montebelluna, e noi andiamo come sempre a riallestire, a risistemare il piano vasca e le sedie qua giù nelle corsie 6, 7 e 8 e pronti per chiamare le prossime protagoniste. In arrivo la finale dei 200 rana, categoria ragazze.
Corsia numero 1 Nicole Giorgiutti, Gymnasium. Alla 2 Rachele Reato, Onda Blu. Corsia numero 3 Sofia Benetti, Città Sport Vicenza. Corsia 4 per Nezza Ren, Kamnik. Alla 5 Rebecca Bacchion, Idros. Alla 6 Vittoria Uliana, Nottoli Nuoto 74. Corsia numero 7 Giulia Lumberto, Arca Team. Corsia 8 Federica Papaleo, Città Sport Vicenza. In acqua questa finale, quindi siamo ai 200 metri, unico blocco di gare con distanza dei 200 oggi sulla rana. Giada Alzetta al record di categoria 2:33 e 87. Nezza Ren in corsia numero 4. Troviamo protagonista della rana ragazza in questo memorial, vediamo come si comporta nella prova più lunga sui 200 metri, davanti ai 50 con 35,97, Rebecca Bacchion 37,08 in seconda posizione. Allunga Nezza Ren in corsia numero 4, 1.11 era il delta precedente, cresce fino a 1.59, 1.15.73 il passaggio per Nezza su Rebecca Bacchion, seconda 1.17.32. ...150 metri... Nezza Ren, Slovenia 41,02 il terzo tratto... Rebecca Bacchion 42,56... Rachele Reato in corsia 2 terza posizione per Onda Blu. Salvo sorprese nel finale, dovrebbe essere proprio questo l'ordine, posizioni cristallizzate con anticipo. Ren, Bacchion e Reato saliranno sul podio, vediamo con quali riferimenti cronometrici. Nezza Ren quindi corsia 4, 2:39,26. Rebecca Bacchion Idros 2:44,32, Rachele Reato 2:46,61. Allora attenzione perché c'è squalifica in questa finale appena conclusa. Atleta in corsia 1, Nicole Giorgiutti, Gymnasium Pordenone, è stata squalificata. Confermati ufficiali gli altri risultati. Quindi proseguiamo, prossima gara è la finale dei 200 rana ragazzi 2012.
Corsia numero 1 Cristian Di Giovanni, San Vito Nuoto. Alla 2 Riccardo Tombolato, Centro Nuoto Cittadella. Corsia numero 3 Cristiano Mazzoccato, Idros. Corsia 4 Gabriele Campello, Idros. Alla 5 Simone Gradia, DDS. Corsia 6 per Filippo della Toffola, Montebelluna Nuoto. Corsia numero 7 Giovanni Sonego, Nottoli Nuoto 74. Corsia 8 Leonardo Lusa, Onda Blu. Partita allora questa prova al centro della vasca, ritroviamo i due protagonisti di ieri sui 100 metri, ovvero Gabriele Campello, Idros Veneto in corsia 4 e Simone Gradia, DDS Lombardia in corsia numero 5. Vediamo quindi come si sviluppa questa prova e Simone Gradia che ci prova quantomeno a mettersi davanti fin dai primi 50 metri e con margine, siamo quasi al secondo, 34,08 per Simone su Gabriele 35,06. Dietro della Toffola alla 6, Mazzoccato alla 3 in terza e quarta posizione. Gara ancora molto lunga con tutta la seconda metà di gara da nuotare, intanto ai 100 metri però un bel segnale da parte di Simone Gradia, passaggio per lui a 1:12,62, Gabriele Campello 1:14,89, quindi Cristiano Mazzoccato 1:17,51, 8 centesimi della Toffola in lotta per il bronzo. Vediamo quindi come cambia la situazione, se ne avrà per provare quantomeno ad avvicinarsi Gabriele Campello in corsia numero 4, risposte che ci arriveranno ai 150 metri, il distacco era 2,27, fa la differenza in questo terzo tratto perché risale come Gabriele Campello, porta 1,33 il margine. Gradia ancora in vantaggio, Campello che ci proverà fino all'ultimo in corsia 4, vediamo quindi, ultima virata, ultima vasca. Un bel testa a testa perché è più veloce Gabriele Campello nella seconda parte, deve resistere Simone Gradia, DDS in corsia numero 5, siamo nel corridoio rosso finale, ultimi 5 metri, tocco della piastra elettronica ed è in corsia numero 5 Simone Gradia 2:31,26, Gabriele Campello 2:31,51, terzo posto Cristiano Mazzoccato 2:45,00. Confermati ufficiali i risultati di questa finale 2012, chiamiamo la finale 2010-2011. Corsia numero 1 Stefano Ortolani, Ginnasium.
Corsia 2 Andrea Gallo, Città Sport Vicenza. Corsia 3 Carlo Genovese, Idros. Corsia 4 Pietro Schiavinato, Montebelluna. Corsia numero 5 Pietro Mantese, Ranazzurra. Corsia 6 Ettore Carletti, Montebelluna. Corsia numero 7 Tommaso Rigon, Schio. Corsia 8 Alberto Simeoni, Montebelluna. In acqua questa prova, ragazzi, 2010-2011, il record di Tobias Valdi, 2:19:00. Corsia 4 Pietro Schiavinato, Montebelluna nuoto, miglior tempo in batteria, ma come nella finale precedente è la corsia numero 5 in vantaggio ai primi 50, 31:99 per Pietro Mantese, sull'altro Pietro Schiavinato 32:18. Prossima virata sono i 100 metri. Prende il comando Schiavinato, 1:7:78. 35:60 i suoi secondi 50 metri. Pietro Mantese 36:13. Dietro in terza posizione al momento in corsia 3 Carlo Genovese, Idros. Ancora non abbiamo un padrone in questa finale, 150 metri e il margine ancora minimo, 47 centesimi a favore di Schiavinato, 36,6, Mantese 36,8. Stabile in terza posizione Carlo Genovese, corsia numero 3, vediamo ultima virata, adesso sono ancora molto vicini in questo derby tra Pietro Schiavinato e Mantese, corsie 4 e 5. Siamo alla conclusione dei 200 rana categoria ragazzi e se la giudica in corsia 5 Pietro Mantese, 2:20,87. Pietro Schiavinato 2:21,49. Carlo Genovese si conferma al terzo posto, 2:24,16. Confermati ufficiali i risultati di questa prova, quindi chiamiamo i 200 rana junior femmine. Corsia 1 Giovanna Daneluzzi, San Vito Nuoto. Corsia numero 2 Alice Argenton, Città Sport Vicenza. Corsia 3 Marta Amadore, Arca Team. Alla 4 Veronica Pezzolesi, Fanum Fortune. Corsia 5 Rachele Casagrande, Ranazzurra. Corsia numero 6 Diletta Gatto, Montebelluna Nuoto. Corsia 7 per Siria Sommavilla, Nottoli Nuoto 74. Alla 8 Noemi Genovese, Idros.
E siamo in gara con la categoria junior femmine. Il record del Memorial è di Angelica Ferrara, 2:32:27. Veronica Pezzolesi, Fanum Fortune Nuoto, in corsia 4, in batteria 2:41:93, passaggio ai 50 metri a 35:43. Achele Casagrande, Rana Azzurra, 36:09. Diletta Gatto, corsia 6, 36:74. E siamo ai 100 metri con Veronica Pezzolesi, Fanum Fortune Nuoto, il team delle Marche presente anche quest'anno al Memorial Chiara Giavi, 1:5:39 di passaggio su Rachele Casagrande che continua ad inseguire in seconda posizione, 1:16:30 ai 100 metri. Non cambiano le prime 4 posizioni ai 150, sempre Pezzolesi, Casagrande, Gatto e Amadore. Un secondo esatto di distanza tra Veronica e Rachele al centro. E siamo all'ultima meta basca. Veronica Pezzolesi alla 4, Rachele Casagrande corsia 5. Ed è Veronica Pezzolesi al comando fin da subito, vince con merito, 2:39:51. Rachele Casagrande 2:40:66. Diletta Gatto si conferma al terzo posto, 2:43:38. Confermati ufficiali i risultati di questa prova, proseguiamo con i 200 rana juniores maschi. Corsia numero 1 Lorenzo Rossi, Montebelluna Nuoto. Corsia 2 Gabriele Cavallin, Montebelluna Nuoto. Alla 3 Ruben Zammattio, Ginnasium. Corsia 4 Radu Mihai Pugiuc, Antares Nuoto. Alla 5 Gabriel Nae, Haidros. Alla 6 Francesco Stella, Nottoli Nuoto, 74. Corsia numero 7 Gianluca Innocente, Arca Team. Corsia 8 Christian Caser, Sport Club Meran. Dentro quindi con gli junior il record di Edoardo Bressan, 2:15:35. Corsia 4 Radu Mihai Pugiuc, Antares Nuoto, il miglior tempo questa
mattina, ma in questo pomeriggio Ruben Zammattio, Gymnasium Pordenone, che si presenta in vantaggio e non di poco ai 50, 30 e 82, un secondo abbondante su tutti, Pugiuc 32 e 14, il più vicino degli avversari. A tutta fin da subito per Gymnasium Ruben Zammattio, non molla affatto ai 100 metri, 1.5.83, 35.01 ai secondi 50, Radu Pugiuc 35 e 59, Francesco Stella in corsia 6 prende la terza posizione. E siamo quindi ai 150 metri, vediamo come cambia la situazione, sempre Zammattio là davanti, 36,80, guadagna un 3 decimi Radu Pugiuc con 36,53, ma ancora consistente il gap a 1,6, dietro Stella sempre terzo, Nae sempre quarto. Ultima subacquea, attenzione a Radu Pugiuc che si avvicina sicuramente, ma vediamo se basta, se ne avrà, perché crolla leggermente Zammattio, ne approfitta Radu Pugiuc e quindi vediamo chi prende meglio l'arrivo, il sorpasso avviene, Radu Mihai Pugiuc 2.20.92 per il titolo. Ruben Zammattio scende al secondo posto, 2.21.12, Francesco Stella terzo con 2.24.14. Tempi e classifiche confermate. Proseguiamo con i 200 rana assolute femmine. Corsia numero 1 Angelica Arcadio, Montebelluna nuoto. Corsia 2 Sofia Lorenzon, Idros. Alla 3 Emma De Iuri, Gymnasium. Corsia 4 Ivana Lucan, Kamnik. Alla 5 Letizia Graziotto, Montebelluna nuoto. Corsia 6 Stella Gioca, Noto di nuoto 74. Alla 7 Giorgia Simeoni, Antares. Corsia 8 Veronica Kopinska, Città Sport Vicenza. In acqua allora questa prova, il record MCG è dell'anno scorso di Sara Rummolo, 2.31.03. Ivana Lucan, Kamnik, Slovenia, corsia 4, miglior tempo in batteria, 2.38.90. Siamo ai 50 metri in corsia 5 Letizia Graziotto, 34,72, e su Ivana Lucan 35,30.
58 centesimi era il vantaggio di Letizia Graziotto al rilevamento precedente. Ai 100 metri non si invertono le posizioni, ma mezzo secondo viene rosicchiato perché scende a 0.05 il gap. Letizia Graziotto 1.4.15, Ivana Lucan 1.14.20. Si è avvicinata la portacolori del team sloveno Pikej Kamnik e adesso direi che passa, mette la freccia e prende la leadership con questo terzo tratto di 50 metri, sempre delicato, cruciale e fondamentale sulla distanza dei 200. Non vuole mollare, vuole provare a resistere e tenere il passo della slovena Letizia Graziotto, che fa 46 per coprire queste ultime due vasche, 39,9 invece per Ivana Lucan. Dietro la terza posizione occupata da Sofia Lorenzon in seconda corsia. Ultima virata e ultima sub. Ivana Lucan, corsia 4, Letizia Graziotto, corsia numero 5, ci prova fino all'ultimo. Attenzione al colpo di scena finale perché si riprende la prima posizione. Letizia Graziotto, Montebelluna nuoto 2.34.62. Ivana Lucan 2.35.39, Sofia Lorenzon 2.37.98. Confermati e ufficiali i risultati anche di questa finale. Ricordo sempre premiati della Rana vicini al podio. Manca quest'ultima prova per chiudere il blocco. È la finale diretta 200 Rana assoluti maschi. Corsia numero 1 Alessandro Ongaro, Arca Team. Corsia 2 Giovanni Scarpa, Idros. Alla 3 Lorenzo Castellazzi, Fanum Fortune. Corsia 4 Andrea Miron, Ferrara Nuoto. Corsia numero 5 Alberto Girotto, Montebelluna Nuoto. Corsia 6 Alessandro Minello, Idros. Alla 7 Massimiliano Campana, Città Sport Vicenza. In acqua allora questa prova, il record di Pierandrea Matteazzi del 2019, 2.13.46. Unica prova in cui non sono state nuotate le batterie, ma direttamente in finale, essendo meno di 8 gli iscritti a questa gara, infatti occupate 7 corsie dalla 1 alla 7 appunto. Andrea Miron, assoluto protagonista della Rana, ieri ha vinto la sua finale con tanto di record e prima volta sotto il minuto in questa piscina nei 100 Rana. Si ripresenta qui sulla doppia distanza dei 200 e vediamo che combinerà e cosa ci regalerà in questo lunedì 5 di gennaio. Miron, ricordo, è il campione di categoria in vasca lunga dei 100 Rana in carica, aveva vinto l'argento invece ai Criteria di Riccione. Passaggio quindi ai 100, 1.03 e 19 per lui, seguito da Alberto Girotto a 1.5.49, Alessandro Minello 1.9.19, corsia 6 alla terza posizione. (150 metri) Andrea Miron, Ferrara Nuoto,
34,47 i suoi terzi 50. Alberto Girotto in corsia 5, 35,18. Siamo in linea con il primato della manifestazione di Mateazzi, 2,13,46. Ultime fatiche, ultima vasca, Andrea Miron. Ferrara nuoto in corsia numero 4, c'è la doppietta, il boom boom nella rana 100 e 200 metri con 2,12,68. Nuovo record se verrà confermato, Andrea Miron. Alberto Girotto 2,16,33, Alessandro Minello 2,25,39, pari merito con Lorenzo Castellazzi. E allora c'è l'ufficialità, confermati ufficiali risultati, primato e record Memorial Chiara Giavi, Andrea Miron 2,12,68, quindi Girotto secondo 2,16,33, terzo posto pari merito Alessandro Minello, Lorenzo Castellazzi 2,25,39. Quindi adesso andremo al podio per premiare tutti i 200 rana e al termine anche la premiazione Selfie Contest 2026. Trova il pinguino e fai un selfie con la nostra mascotte, vedremo chi avrà vinto questa edizione di quest'anno. E quindi a consegnare le medaglie e i premi sarà Simone Martignago, vicepresidente Panathlon. Cerimonia di premiazione dei 200 rana, ragazze femmine. Al terzo posto, medaglia di bronzo per Onda Blu, Rachele Reato. Secondo posto, medaglia d'argento per l'Hydros, Rebecca Bacchion. E primo posto, medaglia d'oro per PK Kamnik col tempo di 2:39,26, Neza Ren. Cerimonia di premiazione dei 200 rana ragazzi maschi 2012. Al terzo posto medaglia di bronzo per Hydros, Cristiano Mazzocato. Secondo posto argento per Hydros, Gabriele Campello. E al primo posto medaglia d'oro per la dimensione dello sport 2:31,26, Simone Gradia.
Cerimonia di premiazione dei 200 rana ragazzi 2010-2011. Terzo classificato, bronzo per l'Idros, Carlo Genovese. Secondo posto per Montebelluna Nuoto, Pietro Schiavinato. E al primo posto medaglia d'oro per Rana Azzurra Conegliano con 2:20,87, Pietro Mantese. Questo il podio ragazzi maschi 2010-2011. Ringraziamo Simone Martignago, vicepresidente Panathlon, per aver consegnato le medaglie. E le prossime premiazioni saranno a cura di Ambra Polesel e Angelo Paganin, consiglieri regionali, Federazione Italiana Nuoto, Comitato Regionale Veneto. Cerimonia di premiazione dei 200 rana junior femmine. Al terzo posto medaglia di bronzo per Montebelluna Nuoto, Diletta Gatto. Secondo posto medaglia d'argento per Rana Azzurra Conegliano, Rachele Casagrande. E prima medaglia d'oro per Fanum Fortune Nuoto col tempo di 2:39,51. Veronica Pezzalesi. Cerimonia di premiazione 200 rana junior maschi. Al terzo posto medaglia di bronzo Francesco Stella, Nottole Nuoto 74. Secondo posto per Ginnasium Pordenone, Ruben Zamattio. E al primo posto medaglia d'oro junior per Antares Nuoto col tempo di 2:20,92, Radu Mihai Pugiuc. Allora ci manca il bronzo in realtà, Francesco Stella, se possibile Nottoli Nuoto sul terzo gradino a completare questo podio Yum con Zamattiu e Pugiuc. Cerimonia di premiazione dei 200 rana a salute femmine. Al terzo posto medaglia di bronzo Sofia Lorenzon, Idros.
Secondo posto e medaglia d'argento per Kamnik, Slovenia, Ivana Lukan. Primo posto, medaglia d'oro per Montebelluna Nuoto a 2:34 e 62. Letizia Graziotto. Cerimonia di premiazione dei 200 rana a saluti maschi. Terzo posto, medaglia di bronzo, pari merito per Fanum Fortuna Nuoto Idros Oderzo, Lorenzo Castellazzi, Alessandro Minello. Secondo posto e medaglia d'argento per Montebelluna Nuoto, Alberto Girotto. E primo posto, medaglia d'oro per Ferrara Nuoto con il nuovo record del Memorial, 2:12 e 68. Andrea Miron. E questo quindi il podio dei 200 rana saluti maschi. E come anticipato abbiamo un'altra premiazione adesso, premiazione selfie contest. Avete trovato appesi un po' per il piano vasca i cartelloni con QR code a ricordare la pagina ufficiale Montebelluna Nuoto, cui troverete anche i link delle varie foto di queste 2 giornate di gara. Il contest era trova il pinguino, la nostra mascotte, e fai un selfie con lei. Quello più divertente e originale verrà premiato e sarà il vincitore di questa edizione 2026, e quindi li chiamiamo qui in piano vasca. Vincono Fanum Fortune Nuoto, Mattia Angius, Veronica Pezzolesi, Alexandra Omiccioli, Nicoletta Del Prete. Ed ecco il selfie sul LED wall con i pinguini, le nostre mascotte ufficiali Memorial Chiaragiavi. Questa premiazione. E allora ne approfitto anche per dire un'altra cosa, ragazzi, perché poi tra le varie premiazioni finali, speciali, società, magari non rimane il tempo. Io voglio davvero ringraziare Montebelluna Nuoto, ma soprattutto avete trovato qui la piscina, gli spalti puliti ed ordinati. Noi vi chiediamo gentilmente, per cortesia, di lasciare le tribune così come le avete trovate, quindi di pulire, raccogliere cartacce, bottiglie varie. So che potremo contare sulla vostra collaborazione, vi ringrazio in anticipo, quindi è stato un piacere avervi qui con noi nella piscina di Montebelluna, ma l'invito davvero, per cortesia, a sistemare e ripulire, lasciando come avete trovato. Detto questo, ci siamo, possiamo chiudere, e si chiude con quelli che molti definiscono la gara regina, le 4 vasche a stile libero. Chiamiamo i 100 stile ragazze finale.
In corsia numero 1 parte Giorgia Maniscalco, Idros. Corsia numero 2 Sofia Portase, Gymnasium. Corsia 3 per Vittoria Danieli, Montebelluna Nuoto. Corsia numero 4 Anita Sfoggia, Montebelluna Nuoto. Corsia 5 Stella Tessaro, Team Veneto. Alla 6 Noemi Bedin, Montebelluna Nuoto. Corsia 7 Maddalena Ballesto, Montebelluna Nuoto. Alla 8 Angelica Zanin, Nottoli Nuoto. E allora si inizia il giro dei 100 stile libero a partire dalle più giovani ragazze. Il primato è di Moica Marcun, 57,96. Anita Sfoggia a completare le fatiche con questa prova stile libero, affiancata da Stella Tessaro del Team Veneto in corsia numero 5. Vediamo quindi il riferimento al giro di boa, al passaggio ai 50 metri. Stella su Anita, rispettivamente 28 e 33, 6 centesimi dietro Anita Sfoggia, 28 e 39. Quindi Vittoria Danieli anche lei sotto i 29 secondi al passaggio in terza corsia, e quindi il giro di nuovo ai 75 metri e vasca finale. Sfoggia alla 4, Danieli alla 3, Tessaro in corsia 5 per aggiudicarsi questi 100 stile libero ragazze. Stella Tessaro alla 5, 58,94. Anita Sfoggia 59,08. Vittoria Danieli 59,42. Tempi ufficiali, tutto confermato di questa finale. Andiamo avanti con la prossima, i 100 stile libero ragazzi, primo anno. Corsia numero 1 Warren Buffa, Onda Blu. Alla 2 Gheorghe Radvan Semeniuc, San Vito Nuoto. Corsia numero 3 Lorenzo Scalabrin, Adria Monfalcone. Corsia 4 per Davide Recine, Ranazzurra. Alla 5 Edoardo Guattelli, Idros. Corsia 6 Gioele Muambantumba, Montebelluna Nuoto. Alla 7 Giovanni Masiero, Rarinantes. Corsia 8 Gabriele Fimiani, Aquapolis. Partiti con questa finale dei 100 stile ragazzi 2012, Davide Recine in corsia 4 per Ranazzurra, si presenta come favorito in virtù del 55-30 nuotato nelle batterie, va a formare il cosiddetto triangolo al centro della vasca e lui davanti, dietro i due Alfieri. Corsia 5 Guatelli, alla 3 Scalabrin su Recine che ha aperto a 25,99 con le prime due vasche. 75 metri adesso completati, Recine, Guatelli, Scalabrin, le prime tre posizioni. Altra finale che si conclude, è la volta di Davide Recine che fa 55,31, Edoardo Guatelli 55,98, Lorenzo Scalabrin 56,67. E sono confermati i tempi di questa prova.
e l'ordine d'arrivo di conseguenza, pertanto andiamo avanti. 100 stile libero ragazzi 2010-2011. In corsia 1 Ziga Kugler Kamnik. Alla 2 Alex Suruk Idros. Corsia 3 Mattia Colla Onda Blu. Corsia numero 4 Leonardo Farson Adria Monfalcone. Corsia 5 Filippo Stocco Rarinantes Venezia. Alla 6 Thomas Lingilio Gymnasium. Corsia 7 Samuele Samumamu Canonico Montebelluna. Corsia numero 8 Francesco Didone Team Veneto. Partiti allora con questa gara, il record di Francesco Peron 50-83, edizione 2016. In corsia 4 2011, secondo anno ragazzi, Leonardo Frasson, il vice campione italiano giovanile proprio sui 100 stile libero ai criteri di Riccione. Laggiù in corsia numero 2 c'è Alex Suruk a prendersi il passaggio più veloce, 25-20 per l'atleta dell'Idros su Frasson, 25 e 55. Ai 75 metri ancora Suruk a comandare, Frasson ad inseguire, Filippo Stocco vuole partecipare anche lui alla festa in corsia numero 5. Si concludono così questi 100 stile ragazzi. Alex Suruk 52-33, Leonardo Frasson 52-99, Filippo Stocco 53-25. Tutto già ufficiale anche per questa prova e quindi si prosegue, altro giro, altro regalo, altra finale in arrivo. Sono i 100 stile libero junior femmine. Corsia numero 1 Matilde Guizzo Montebelluna Nuoto. Corsia 2 Alessia Castellan Ravinantes Venezia. Alla 3 Stella Rigo Idros. Corsia 4 Ginevra Vittoria Basso Ravinantes Venezia. Corsia numero 5 Sofì Gottardo Montebelluna Nuoto. Corsia 6 Marta Bennati Futura Club Prato. Alla 7 Zoe Favero Montebelluna Nuoto. Corsia numero 8 Linda Vendramini Idros. In acqua allora questa finale junior femmine, il record di Giorgia Biondani, doppio 5, doppio 0. Ginevra Vittoria Basso in corsia 4 Rinantes Venezia, 57-88 ha nuotato in batteria per guadagnarsi questa corsia numero 4. Vediamo come sempre il passaggio. Rilevamento automatico dei 50, Basso 27-83, Rigo 28-12, Gottardo 28-32. 75 già in arrivo in questi velocissimi 100 stile libero. Basso, Rigo, Gottardo in piena zona medaglie. Vediamo questo rush
finale per aggiudicarsi la finale categoria junior, ed è corsia 4, si conferma Ginevra Vittoria Basso 58,36, Stella Rigo 58,65, terza Sofì Gottardo 58,72. Risultati già ufficializzati. Andiamo avanti, prossima finale 100 stile libero junior maschi. Corsia numero 1 Jacopo Marin, Onda Blu. Corsia 2 Raul Olteanu, Arca Team. Alla 3 Ivan Sartor, Montebelluna Nuoto. Corsia 4 Andrea Zanin, Nottoli. Corsia numero 5 Damiano Cappellazzo, Idros. Corsia 6 per Gabriele Marson, San Vito Nuoto. Alla 7 Lorenzo Bertolo, Arca Team. Corsia 8 Marco Ceschin, Nottoli Nuoto 74. E allora tutta da vivere, da seguire questa finale junior maschi, record del 2009, Francesco Donin 49,26. Ritroviamo Andrea Zanin e Damiano Cappellazzo in corsia numero 5 dopo i 200 metri di ieri. Vediamo che accade sui 100. Andrea Zanin a tutta con 23,82 in apertura, Cappellazzo 24,41, Sartor 24,53 in terza corsia, ma già si è chiusa anche la terza vasca e si è immesso nella parte conclusiva Andrea Zanin. Nottoli Nuoto 74 in corsia centrale, si aggiudica questa prova e lo fa con 49,61, a 4 decimi circa dal record. Damiano Cappellazzo 50,22, Ivan Sartor 50,54. Confermati ufficiali i risultati, vince Andrea Zanin su Cappellazzo Sartor. Proseguiamo, in arrivo i 100 stile libero assolute femmine. In corsia 1 Alexandra Kolocciak, Onda Blu. Corsia numero 2 Lavinia Cagnoni, Città Sport Vicenza. Corsia 3 Sofia Lucia Catanese, Città Sport Vicenza. Alla 4 Giada Piccoli, Nottoli Nuoto. Corsia 5 per Agata Bonelli Fuchs, Circolo Nuoto Wisp Bologna. Corsia 6 Elena Savian, Ginnasio. Corsia 7 per Margherita Serafin, Nottoli Nuoto 74. Corsia 8 Alice Giordano, Ginnasio. In acqua allora con la finale assoluta femminile, il record di Aglaia Pezzato 54,70.
Già da Piccoli al 4 il miglior tempo di qualificazione, ma vediamo perché tutto può cambiare nelle finali. E ritroviamo anche Margherita Serafin qua giù in corsia 7 che in batteria si è un po' nascosta. Vediamo in finale che accade. Al comando le due frecce del Nottoli Nuoto 74, già da Piccoli davanti, Margherita Serafin dietro, quindi Catanese, Bonelli, Fuchs in terza e quarta posizione. Vediamo quindi alla virata successiva la terza ai 75 metri e quindi proprio lotta interna e derby al Nottoli Nuoto 74, Serafin alla 7, Piccoli in corsia numero 4. Si concludono questi 100 stile femminili, corsia 7, Margherita Serafin 55-80, Giada Piccoli 55-93, Agata Bonelli Fuchs 56-93. E quindi ci siamo alle 18:27 di questo lunedì 5 gennaio, arrivata l'ultima gara di questa edizione 26 del Memorial Chiara Giavi. La viviamo insieme, sono i 100 stile libero assoluti maschi. Corsia numero 1, Cristian Ardemagni, Sporting Lodi. Corsia 2 per Enrico Lazzarin, Idros. Alla 3, Riccardo Crosato, Idros. Corsia 4, Pietro Capellari, CN Wisp, Bologna. Corsia 5, Samuele Ostanello, Leo Sport. Alla 6 parte Gilberto Sottana, Montebelluna Nuoto. Corsia numero 7, Davide Garmino, Udine. Corsia 8, Giacomo De Zuanni, Team Veneto. E allora ci siamo, si chiude così con questi 100 stile libero assoluti, record di Klaus Lanzarini 48-82, al centro Pietro Capellari per il team CN Wisp Bologna, cuffia gialla la sua, miglior tempo questa mattina al 51,69. Vediamo questo pomeriggio il passaggio dei 100 metri, corsia 2, Enrico Lazzarin 24,56, corsia 4 Pietro Capellari 24,85, Davide Garbino 24,99 in terza posizione. Ultima virata e ultima vasca di questa edizione, in palio il titolo maschile 100 stile libero, Pietro Capellari alla 4, Ostanello alla 5, Pietro Capellari 51,24, Samuele Ostanello 51-57, Gilberto Sottana terza posizione 52 secondi e 6 centesimi, tutto confermato, tutto ufficiale anche per questa finale. Bene, allora abbiamo finito con le gare, adesso ovviamente si prosegue, si conclude con le premiazioni che rimangono, quindi intanto tutte le premiazioni dei 100 stile libero, poi le premiazioni delle migliori prestazioni tecniche per categoria e poi in conclusione, come sempre, la consegna delle coppe, premiazione di società, dove verranno premiate le prime 3 squadre della classifica a punti.
Prima del giro di premiazioni, naturalmente colgo l'occasione per salutare e ringraziare, visto che lasciano il piano vasca, i giudici per il loro lavoro in queste 2 giornate gara, il gruppo ufficiali gara Federazione Italiana Nuoto, Regioni Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, con Mirko Antoniol, Daria Bissoli, i giudici arbitri, Tommaso De Bortoli, Francesco Bertola, i giudici di partenza, Ludovica Imperio, coadiutore della giuria, e tutti i giudici a disposizione in maglia bianca, così come il team dei cronometristi, le sezioni di Venezia e Treviso con i direttori del servizio Enrico Zucchetta, Concetta Gasparin. Grazie mille davvero per il vostro lavoro, tutto è filato liscio, è andato al meglio e sarà un piacere ritrovarvi, io da esterno, da lombardo in trasferta, nelle poche occasioni in cui ci vediamo qui in Veneto, a lavorare con serenità insieme a voi. Quindi ci siamo, andiamo al podio, andiamo a consegnare le medaglie di questi 100 stile libero. Partiamo come sempre dalla categoria ragazze. A consegnare le medaglie saranno Martina Zanchetta, consigliere Montebelluna Nuoto, e Piero Tocchetto, consigliere Montebelluna Nuoto e fiduciario Federazione Italiana Nuoto. Partiamo con la cerimonia di premiazione dei 100 stile libero ragazze. Terzo posto, medaglia di bronzo per Montebelluna Nuoto, Vittoria Danieli. Secondo posto, medaglia d'argento per Montebelluna Nuoto, Anita Sfoggia. E al primo posto, medaglia d'oro per il team Veneto col tempo di 58,94. Stella Tessaro. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero ragazzi maschi 2012. Al terzo posto è bronzo per Arinantes Adria Monfalcone, Lorenzo Scalabrin. Secondo posto argento per l'Idros Oderzo, Edoardo Guatelli. E primo posto, medaglia d'oro per Rana Azzurra col tempo di 55,31, Davide Recine. Cerimonia di premiazione 100 stile libero ragazzi 2010-2011. Terzo posto per Arinantes Venezia, Filippo Stocco. Secondo posto argento per Arinantes Adria Monfalcone, Leonardo Frasson. E al primo posto medaglia d'oro per Idros 52-33, Alex Suruk.
Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero junior femmine. Terza classificata, medaglia di bronzo, Sofì Gottardo, Montebelluna nuoto. Secondo posto e argento per l'Hydros, Stella Rigo. E sul primo gradino del podio il titolo junior per Arinantes Venezia, 58-36. Ginevra Vittoria Basso. Ringraziamo Martina Zanchetta, consigliere Montebelluna Nuoto, per queste premiazioni. Le prossime saranno effettuate dai due presidenti delle società organizzatrici, Rodolfo Giavi, presidente Montenuoto, accompagnato da Federico Colbertaldo, presidente Montebelluna Nuoto. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero junior maschi. Terzo posto, medaglia di bronzo per Montebelluna Nuoto, Ivan Sartor. Secondo posto, medaglia d'argento per l'Hydros, Damiano Cappellazzo. E al primo posto, medaglia d'oro per Nottoli Nuoto 74 col tempo di 49,61, Andrea Zanin. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero assolute. Al terzo posto, medaglia di bronzo, CN Wisp Bologna, Agata Bonelli Fuchs. Secondo posto, medaglia d'argento, Giada Piccoli, Nottoli Nuoto 74. E al primo posto, vincitrice doppietta Nottoli Nuoto col tempo di 55,80, Margherita Serafin. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero assoluti maschi. Terzo posto per Montebelluna Nuoto, Gilberto Sottana. Al secondo posto per Leosport, Samuele Ostanello. E al primo posto, medaglia d'oro per CN Wisp Bologna col tempo di 51,24.
Pietro Cappellari. Con questa si concludono le premiazioni del 100 stile libero. Adesso le prossime premiazioni sono le premiazioni delle migliori prestazioni tecniche per categoria, sia settore femminile che settore maschile. Quindi partiamo dalle più giovani, categoria ragazze femmine. La miglior prestazione tecnica la ottiene un atleta di Montebelluna Nuoto con la gara dei 200 stile libero, 635 punti, Anita Sfoggia. E sta arrivando quindi Anita con 2,8,35 sui 200 stile libero, 635 punti delle tabelle World Aquatics che valgono la prima posizione in questa speciale classifica. E chiamiamo anche per il settore maschile, atleta dell'Hydros, sempre con i 200 stile libero, 673 punti World Aquatics, Alex Suruk. Queste erano le premiazioni della categoria ragazzi. Saliamo alla categoria junior con la gara dei 400 stile libero, 702 punti per Montebelluna Nuoto, Gemma Sfoggia. E insieme a Gemma chiamiamo il vincitore maschile della categoria junior per Nottoli Nuoto 74 con i 200 stile libero vinti con record 1,47,83, 765 punti, Andrea Zanin. E saliamo alla categoria assoluti, quindi cadetti e senior insieme. Per il settore femminile, miglior prestazione con i 200 stile libero, 735 per Gymnasium Pordenone, Elena Savian. Allora poi vincitori delle migliori prestazioni, ragazzi, se rimanete gentilmente vicini al podio così poi facciamo tutti insieme una foto, quindi Anita, Alex, Gemma, Andrea, la stessa Elena sul podio ora e viene affiancata da colui che vince la miglior prestazione assoluta maschile e in generale il miglior punteggio con 786 con i 100 rana 59,91 per Ferrara Nuoto, Andrea Miron.
Quindi questa è la foto della categoria assoluti e poi mi dicono, ragazzi, di raggiungere pure la zona podio, Anita, Gemma, Alex, Andrea, così c'è la foto di tutte e 6 le migliori prestazioni tecniche di questa edizione 26 in memoria al Chiara Giavi, terzo trofeo Giovanni Menegon. Un grande in bocca al lupo naturalmente, ragazzi, a voi e ai vostri tecnici per proseguimento di questa stagione. E quindi dopo queste premiazioni siamo arrivati alla fine, all'ultima, la consegna delle coppe, la premiazione di società. Allora anche io non conosco la classifica, la scopriamo insieme grazie al LED wall, al tabellone elettronico. Verrà svelata la top 10, quindi dalla 10ª posizione a salire. Quindi vediamo appunto cosa ci dice il tabellone. Chi abbiamo al 10° posto? Ferrara Nuoto con 59 punti. Quindi 9° posto Rarinantes Adrian Monfalcone con 62. Andiamo avanti all'8ª Ranazzurra Conegliano 66. Poi al 7° Onda Blu con 68. 6° posto il team della Slovenia PK Kamnik 72. 5° posto, anzi 4° pari merito direi, Città Sport Vicenza, e manca forse un team all'appello, è Gymnasium Pordenone, mi dicono alla 4ª posizione, quindi pari merito Città Sport e Gymnasium. Allora adesso un attimo di attenzione, perché in realtà al 2° posto c'è un pari merito, sono stati ottenuti gli stessi punti, ma come da regolamento si posiziona davanti la società che ha meglio performato nella staffetta di ieri sera, 4x50 sia libero mixed. Quindi vediamo, Hydros al 3° posto, e quindi Hydros è al 3° posto, chiedo scusa, e Nottoli Nuoto 74 alla 2ª posizione, perché hanno vinto la staffetta di ieri. Quindi lasciamo spazio per un attimo all'Hydros, che viene consegnata loro la coppa da Rodolfo Giavi. Con 122 punti, ecco la foto dei ragazzi dell'Hydros, e quindi chiamiamo Nottoli Nuoto 74, stessi punti 122, ma miglior staffetta, e quindi è loro la 2ª posizione. Nottoli Nuoto 74. Quindi grandi complimenti e in bocca al lupo anche a voi, ragazzi, ai vostri allenatori. Nottoli Nuoto sul 2° gradino del podio, e quindi c'è da riempire quel buco lì al centro, il primo gradino. Vediamo chi vince questa edizione 2026, Montebelluna Nuoto!
E non so come riusciremo a farli stare tutti, ma anche questo è il bello dello sport, di queste giornate sì di gare ma anche di festa e di divertimento. È l'immagine, la cartolina finale di questa edizione: Montebelluna, Nottoli e Idros. E quindi con questa premiazione, con questa immagine è davvero tutto, e quindi volevo giusto spendere 2 parole a chiusura di queste 2 giornate di gara, in realtà 3, perché c'è stata anche la giornata dedicata agli esordienti il 3 di gennaio. È sempre un piacere venire qui a Montebelluna e un grande grazie a tutto lo staff di Montenuoto, Montebelluna Nuoto. Ringrazio i presidenti Rodolfo, Federico Colbertaldo, Liliana, Maria Giulia, qui i ragazzi al mio fianco, Luca il DJ, Federica la speaker, quindi tutto il team di nuovo di giudici e cronometristi. Grazie a voi ragazzi per aver partecipato e al gentile pubblico presente sulle tribune. Auguro a tutti voi un buon rientro a casa, alle vostre abitazioni, un grandissimo ed enorme in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Spero di aver raccontato al meglio le gare in queste 2 giornate. È tutto, un grazie e arrivederci al prossimo anno.